Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli del nostro giornale. Ancora sangue sulle strade catanesi, a perdere la vita un 38enne, gravemente ferito il figlio di 14 anni. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata in via Palermo, non si esclude l'alta velocità. A Mondello fine del monopolio dell'italo-belga nella gestione del litorale. Dal 2027 saranno 7 le spiagge attrezzate che si alterneranno con quelle libere. Via libera alle nomine di sottogoverno destinate alla DC di Cuffaro. La mozione di sfiducia, le inchieste e la finanziaria non intimoriscono Schifani, che martedì riferirà in aula. Il presidente Galvagno annulla il concerto di Natale all'Ars per dare priorità ai lavori del Parlamento siciliano. A Stromboli il vulcano torna a farsi sentire, nessuna preoccupazione per i residenti, ma l'attività eruttiva riaccende vecchie questioni legate alla messa in sicurezza delle vie di fuga. Luminarie, mercatini, vetrine addobbate nel centro storico di Catania è già Natale. Domenica di acquisti per tanti catanesi alla ricerca di nuovi addobbi. A Siracusa, attesa per Santa Lucia, la patrona della città che attrae decine di migliaia di devoti da ogni parte del mondo. Da oggi, inizio della tredicina e la peregrinazio della reliquia nelle parrocchie dell'Arcidiocesi. Calcio in Serie C finisce 1-1 tra Trapani e Monopoli alla Provinciale. Sconfitto invece 3-1 il Siracusa nella trasferta contro l'Atalanta Under 23. Bentrovati, la cronaca in primo piano a Catania, incidente mortale in via Palermo. A perdere la vita un uomo di 38 anni, ferito invece gravemente il figlio di 14. La loro auto si è ribaltata probabilmente per l'alta velocità. Tonino De Mano. Ancora sangue sulle strade di Catania ed ancora un incidente mortale, il secondo nel giro di 48 ore. Dopo il terribile schianto sul viale Kennedy alla Playa, costato la vita al 28enne Salvatore Bonaccorso, un altro incidente semina dolore e morte. A perdere la vita è stato un 38enne che viaggiava insieme al figlio di 14 anni, quest'ultimo rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale San Marco. Erano da poco passate le 7 del mattino quando l'auto si è schiantata su questo spartitraffico in via Palermo, non distante dal curvone di via Rosano. Fatale probabilmente l'alta velocità, con l'utilitaria che più volte si è ribaltata prima di adagiarsi su un fianco. Sul posto sono arrivati 2 ambulanze e i vigili del fuoco che con difficoltà hanno estratto padre e figlio dalle lamiere contorte. Il padre è deceduto durante il trasporto all'ospedale Garibaldi. Sulla vicenda indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Catania. Stop al monopolio nella gestione delle spiagge a Palermo. Dal 2027 le spiagge attrezzate saranno 7, si alterneranno con quelle libere. Manlio Viola. Addio al monopolio nella gestione delle spiagge del Palermitano. Dopo le polemiche legate alla vicenda della immobiliare italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello e per la quale la Regione ha avviato una procedura di decadenza dalla concessione, si registra una accelerazione nella redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo che i comuni devono predisporre in base a una legge del 2005. Così i 23 km di spiaggia della provincia di Palermo saranno suddivisi in vari lotti, 258.000 i metri quadrati che andranno in concessione, mentre una porzione simile resterà spiaggia libera. Si comincia dal comune di Palermo e dunque da Mondello, dove il litorale viene diviso in 14 lotti. Solo 7 saranno messi a bando per assegnarli a gestori che vinceranno le gare per farne spiaggia attrezzata. Altre 7 porzioni resteranno spiaggia libera e con un principio di alternanza fra libera e attrezzata. La bozza di piano è stata adesso approvata dalla Regione e deve andare davanti al Consiglio Comunale, che dovrà approvare il piano definitivo prima dell'ultimo vaglio ancora da parte dell'assessorato territorio e ambiente. Ci vorrà ancora un anno per i passaggi burocratici, ma in ogni caso le concessioni demaniali in regime di proroga scadono nel 2027. Entro la fine di quell'anno bisognerà fare le gare, ma gli effetti sulle spiagge li vedremo nel 2028. Per Mondello però, se la revoca della concessione alla italo-belga dovesse essere completata, si potrebbe dover avviare prima la gara e anticipare almeno di un anno il percorso. Il piano di Palermo e provincia prevede comunque non solo spiagge attrezzate e spiagge libere, ma anche porzioni di spiaggia al litorale da destinare ad attività sportive, concessioni dove siano ammessi gli amici animali, 2 lotti di aree attrezzate da destinare a pubblico spettacolo, una struttura ricettiva, 2 parcheggi. Infine si inserisce una regola contro il monopolio: nessun operatore economico potrà gestire più di 2 lotti messi a bando.
E adesso la politica regionale, la mozione di sfiducia, le inchieste e la finanziaria non intimoriscono il presidente della regione Schifani, che martedì riferirà in aula, via libera poi alle nomine di sottogoverno riservate alla DC e poi priorità ai lavori d'aula, e quindi Galvagno, il presidente dell'Ars, annulla il tradizionale concerto di Natale. Luca Ciliberti. Martedì si discuterà in aula all'Ars la manovra di sfiducia al presidente Schifani. Si parte da 23 voti più i 3 di Sud Chiama Nord con Cateno De Luca. Qualcuno giura che qualche altro voto arriverà in corsa. Il presidente è sereno, non porta rancore, l'ho detto lui stesso in queste ore, ed è pronto a riferire in Parlamento regionale, ma la mozione delle opposizioni non sembra preoccupare né Schifani né la maggioranza. La mozione di sfiducia ovviamente non passerà. È una mozione di sfiducia che è un mero atto politico, una testimonianza di presenza. Di solito anzi raggiungono l'effetto opposto, quello di compattare la maggioranza e di rafforzarla. Dopo 3 giorni di attesa il governo Schifani ha scongelato le nomine di sottogoverno riservate alla DC in consorzi universitari, parchi regionali e IACP. Le stesse che erano sparite dall'elenco compilato prima della bufera giudiziaria che ha investito Cuffaro, determinando le dimissioni dalla giunta dei 2 assessori della DC. Seppur con ruoli di secondo piano, i democristiani sono ancora nel governo. Un segnale per blindare la fiducia è anche la manovra finanziaria che arriverà a breve in aula. La maggioranza dunque serra i ranghi per evitare di andare sotto ai voti, così come è accaduto l'ultima volta. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha annullato anche il concerto di Natale per dare priorità, si legge, all'organizzazione dei lavori per l'approvazione della legge di stabilità. Sul piano giudiziario, invece, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro degli 80.000 euro trovati e sequestrati nelle case di Cuffaro. I soldi erano posseduti legittimamente e non sarebbero frutto di dazioni relative all'inchiesta in corso. E adesso andiamo a Stromboli, dove il vulcano torna a farsi sentire, ma anche le vecchie polemiche. Sentiamo Francesco Triolo. Lo Stromboli è tornato a farsi sentire con un trabocco lavico di una certa consistenza generato dall'area craterica a nord del vulcano, che sta alimentando un flusso di lava che al momento scorre nella parte alta della sciara del fuoco. Uno spettacolo, quello del rossore tra le nuvole, che è ben visibile sia da Stromboli Paese che da Ginostra. Non ci sono motivi di preoccupazione, ma l'attività eruttiva ha riacceso alcune questioni legate alla messa in sicurezza delle vie di fuga. I residenti chiedono che venga effettuata la pulizia periodica e sistematica dei sentieri e delle strade principali dell'isola, così da poter raggiungere in caso di emergenza i centri di raccolta, gli approdi e le elipiste. Proprio in tal senso l'autorità di bacino della regione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla regione stessa e alla Protezione Civile 4 documenti di indirizzo alla progettazione per un importo complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Gli interventi, che consistono prevalentemente in opera di ingegneria naturalista, sono la conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 19 e del 20 ottobre 2024 che hanno interessato il territorio di Stromboli, generando diffuse criticità idrogeologiche e danneggiando le aree a monte dei centri abitati. Ad Aci Castello, nella Catanese, invece, ci sono delle bizzarre condizioni della segnaletica stradale. In via Re Martino e sulla statale 114 i cartelli sono persino difficili da interpretare. È andato per noi Tonino De Mano. Arrugginita e piegata, con il pannello integrativo accartocciato come fosse un pezzo di carta, nascosta dalla vegetazione o addirittura occultata da un enorme palo in cemento. Segni del tempo, incuria e approssimazione caratterizzano la segnaletica verticale, pericolosa per automobilisti e pedoni. In via Re Martino, una delle strade principali di Aci Castello, sono tanti cartelli precari e bizzarri, alcuni collocati in maniera suggestiva come questo pannello che indica la sosta a pagamento. E che dire di questo cartello in pendenza che indica una scivola per disabili, talmente in pendenza che l'inclinazione fa concorrenza alla Torre di Pisa. Aci Trezza, terra di malavoglia, da qualsiasi direzione si arriva, da Messina o da Catania, il cartello che vi mostriamo è poco utile ed in effetti qualche tempo fa era orientato in maniera diversa. Tranquilli, non è stato il vento. Divieto di sosta e fermata, credeteci, sulla parola è lui, ma sulla statale 114, sempre ad Aci Castello, si intravede soltanto. Ma cosa dice la legislazione in materia? La risposta la dà il presidente di Confconsumatori, Carmelo Calì. La segnaletica deve essere ben visibile all'automobilista.
e quindi qualora sia coperta ad esempio da vegetazione per omessa o carente manutenzione o per qualsiasi altro motivo, il consumatore può impugnare la multa che ha ricevuto e tra l'altro anche la stessa giurisprudenza è concorde nell'annullare queste multe. Gran finale, segnaletica di attraversamento nascosta dal semaforo. Siamo sulla statale 114 all'altezza di via De Felice. Non solo, strisce pedonali visibili a metà. Sarà finita la vernice bianca? No, risponde questo residente. Perché probabilmente da questo lato passano più macchine. Ma quante macchine passano? L'atmosfera natalizia sboccia nel centro storico di Catania tra luminarie, mercatini e vetrine addobbate. Oggi domenica in giro per i negozi per tanti catanesi che andavano alla ricerca appunto dei nuovi addobbi. Desiree Ferlito. Il grande albero di Natale, le luminarie, i mercatini, le vetrine addobbate a festa e la grande voce di Michael Bublé che invade le strade della via Etnea. L'atmosfera natalizia è bella per i grandi, è bella per i piccoli, porta gioia. L'atmosfera natalizia sboccia al centro storico di Catania e convince le famiglie che passeggiano al sole che è arrivato il momento giusto per iniziare ad acquistare i regali di Natale e per tirare fuori lui. L'albero di Natale? Già fatto, l'abbiamo fatto ieri, quindi abbiamo approfittato di questo weekend. Io ho comprato gli addobbi, tutto quello che hanno richiesto, come ogni anno cambiamo sempre addobbi. Lei ha pagato? Ho pagato, sì. Ti è piaciuto l'albero di Natale, amore? Sì. Bello, grande, luminoso. Che colori? Di tutti i colori. Il rosso, il primo anno che lo faccio col bordeaux in realtà. Per me l'albero di Natale è rosso e dorato. Di che colore l'hai fatto l'albero di Natale? Bianco. Estro, nuove tendenze e la fantasia dei più piccoli, ma le famiglie si dividono, qualcuno più tradizionalista aspetterà l'8 dicembre. No, rigorosamente dopo che è Santa Lucia, perché anticipare tutto sto tempo? Ancora no, ancora è presto. Dopo l'8. Il periodo più magico dell'anno sembra dunque ai nastri di partenza e i bimbi sono pronti a godersi l'incanto. Senti, com'è venuto quest'albero di Natale? Bello. Di che colore? Tutti i colori. Ma l'hai fatto tu o la mamma? La mamma e io. E i regali quando arrivano? Quando arriva il Babbo Natale. La grande distribuzione come volano per una Sicilia competitiva e sostenibile, a cominciare dalla filiera agroalimentare. Se ne è parlato a Frutec, l'Expo dell'agricoltura e dell'agroalimentare, in un convegno sulla sostenibilità del carrello della spesa. Orazio Longo. Attrarre la grande distribuzione nazionale è l'obiettivo principale per una Sicilia che vuole essere competitiva e sostenibile. Se ne è parlato durante il convegno dal titolo La sostenibilità nel carrello, valorizzazione della filiera agroalimentare e il ruolo della grande distribuzione promosso dal gruppo Arena nell'ambito di Frutec, l'Expo dell'agricoltura e dell'agroalimentare ospitato alla Sicilia Fiera di Mister Bianco. Oggi la Sicilia cresce più delle regioni del nord. Oggi la Sicilia, lo dicono i dati di Banca Italia, i dati Svimez, i dati Istat, i dati di Unioncamere, è la terra che cresce di più, che è diventata nuovamente attrattiva dal punto di vista commerciale. Solo i buyer nazionali delle grandi insegne, venendo qui e confrontandosi con i nostri produttori, possono permettere alla nostra economia, alla nostra filiera agroalimentare di poter approdare in maniera dignitosa e non da venduti, è una parola brutta ma è la parola forte che ci vuole, nei mercati nazionali, soprattutto sui banchi dei supermercati delle grandi catene nazionali. La sostenibilità del carrello non riguarda però solo l'ambiente ma anche l'economia reale, dicono gli imprenditori che chiedono anche interventi duraturi alle istituzioni. Maggiore stabilità nelle norme, avere delle norme fiscali che siano strutturali e non che vengano rinnovate di anno in anno e che diano una stabilità nella programmazione, nella pianificazione degli investimenti. Andiamo a Siracusa, la città si prepara per i festeggiamenti di Santa Lucia. Francesca Loi.
Aspettiamo, Santa Lucia è la nostra patrona ed è un momento di luce per tutti, per la città e per ognuno di noi. È un momento molto importante per tutta la comunità, infatti vengono anche da tutto il mondo per vedere questo evento, che anche altri posti non hanno questa festa con questo calore. I siracusani contano i giorni e le ore che li separano dal grande abbraccio con Lucia. Il 13 dicembre è sempre più vicino e la voglia di rivedere la santa patrona è sempre di più. L'attesa per i siracusani è grande, per noi la nostra patrona è tutto. La festa è sempre molto emozionante, poi noi siamo in realtà fuori sede che vivono qui a Siracusa per studio e prendere parte ai festeggiamenti della Santa è sempre un'emozione unica. Con l'inizio della tredicina è partita anche la Peregrinazio della Reliquia, un cammino di fede che coinvolge diverse parrocchie dell'arcidiocesi, un percorso di preghiera che porterà al giorno della grande processione. È una cosa bella perché incontriamo i bambini, spieghiamo il culto di Santa Lucia anche con qualche giochetto. Le luminarie fanno già respirare un'aria di festa. Novità di quest'anno, il 13 Santa Lucia non passerà più da via Arsenale, ma dalla parallela via Gatocle. Al mattino al Duomo il pontificale, presieduto dal cardinale Baldo Reina, vicario del Papa a Roma. Intanto in città è tutto pronto. Al popolo di Lucia non resta che attendere ancora un po' per la grande processione da Ortigia alla Borgata. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, parleremo del Palermo che torna finalmente alla vittoria, il Catania primo in classifica, e poi le partite di oggi di Serie C, occasioni sprecate sia per il Trapani che anche per il Siracusa. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio, partiamo dalla Serie B. Il Palermo travolge la Carrarese e allontana la crisi. Tripletta di Poyampalo, a segno anche Segre e Palumbo. Marco Gullà. Una manita alla crisi, il Palermo torna alla vittoria, al Barbera goleata rosanero 5-0 alla Carrarese, 3 punti che rilanciano i siciliani. Una partita praticamente perfetta, quella della formazione di Inzaghi, trascinata anche dal killer instinct Poyampalo, autore di una tripletta. Se sarà la vittoria della svolta lo scopriremo solamente nelle prossime giornate, ma di certo c'è che il Palermo ha risposto presente e ha annichilito la Carrarese. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, dentro Leduaron assieme a Palumbo e Poyampalo. Primi minuti di equilibrio, succede poco. Il Palermo però si tiene costantemente in avanti. Al 25esimo la sblocca. Ceccaroni da sinistra, serve Poyampalo, giocata intelligente dell'attaccante per Segre che scarica un destro preciso con palla che si insacca all'angolino. Il Palermo morde, la Carrarese non reagisce. Il raddoppio arriva al 44esimo con Segre che questa volta si trasforma in uomo assist per Palumbo. Colpo di testa vincente sotto la traversa. Primo gol per lui con la maglia del Palermo. Nella ripresa arriva il tris dopo appena 3 minuti, azione in contropiede con Pierozzi che avanza sulla fascia, cross in mezzo e destro vincente di Poyampalo. Il Palermo gioca bene e si diverte, poi fallo di Calabrese su Vasic e calcio di rigore dal dischetto. Poyampalo è implacabile, 4-0, ma il finlandese vuole portarsi il pallone a casa e allora nel finale su cross di Pierozzi arriva la stoccata del 5-0. Grande prestazione, il Palermo vince e convince, ma adesso occorre la continuità. In Serie C il Catania ha centrato l'obiettivo, cioè restare in testa alla classifica. Il gol iniziale indirizza il match di Picerno, poi tante occasioni per chiudere la partita, che vale anche il ritorno al successo in trasferta. Marco Carli. In partite dal tempo effettivo sempre più ridotto serve partire forte. Il Catania Picerno l'ha fatto in tutti i sensi, si potrebbe dire, visto che è forte dopo 64 secondi a indirizzare il match con il 6° gol personale in campionato. Poi i rossazzurri dominano per mezz'ora, costruiscono varie occasioni e proprio il primo tempo, piaciuto a Toscano, è anche quello in cui si poteva chiudere definitivamente l'incontro.
Nelle scelte dobbiamo essere più cattivi, più determinati, perché poi non puoi tenere aperte certe partite. Le tante occasioni che abbiamo creato, le situazioni, soprattutto in area di rigore del Picerno, se vuoi essere una squadra forte devi concretizzarle, chiudere la partita e andare a casa. La ripresa è meno tecnica, si ferma Donnarumma, lunedì gli esami per capire l'entità del malanno. Il Catania costruisce comunque più occasioni degli avversari, una in particolare con una bella azione finalizzata da Jimenez e sventata da Marcone. Poi però, proprio per non aver chiuso la partita, arriva il rischio nel finale con l'ex Bocic. Dettagli importanti, anche da sistemare. Non è un dettaglio la classifica e nemmeno la sensazione che trasmette il gruppo, sempre pronto a esultare, anche metaforicamente, con chi è a casa infortunato. Il mister prima della partita ci ha fatto vedere un video bellissimo che dove Aloi, Cicerelli e Mario Ierardi ci hanno salutato e ci hanno dato la carica ed è stata una grande emozione e ci ha dato quel di più da dare in campo. Sempre in Serie C, oggi in campo invece il Trapani e il Siracusa, finisce 1-1 al provinciale la partita tra Trapani e Monopoli, sconfitto invece per 3-1 il Siracusa a Caravaggio dall'Atalanta Under 23. Ci dice tutto Sergio Colosi. Per Trapani e Siracusa la giornata della svolta si trasforma in quella delle occasioni perse. Il bilancio parla di un solo punto e di un passo indietro nelle prestazioni. Contro il Monopoli al provinciale pareggio 1-1 del Trapani, che in classifica fallisce il sorpasso ai pugliesi e la quinta vittoria nelle ultime 6 giornate. Nel primo tempo meglio i Granata di Aronica, che conferma i giovani Podrini e Marcolini in mezzo al campo, con la novità Motok in difesa. Granata in vantaggio al minuto 12 con Fischnaller. Ripresa e cambia la partita, cresce il Monopoli che raggiunge il pari al 17° con un rigore conquistato e trasformato dall'ex Fall. Le due squadre provano a vincere, ci vanno più vicini gli ospiti con la traversa di Tirelli, ma il risultato non cambia. Si ferma a 3 turni la serie utile del Siracusa, superato 3-1 al Comunale di Caravaggio dall'Atalanta Under 23. Turati senza Zanini e Valente, si affida a Puzzone, Di Paolo e Ba. Quest'ultimo al 9° ottiene un rigore che Molina realizza. Il Siracusa festeggia prima di riproporre i soliti errori difensivi. Accade così che nel 3° minuto di recupero, con Farroni troppo avanti, Bonacchi perde la marcatura di Levac che pareggia. Nella ripresa al 21° Bonacchi è anche sfortunato sulla conclusione vincente di Navarro. Gara chiusa alla mezz'ora, il Siracusa prende gol da un angolo a favore. Misitano al quarto centro nelle ultime 6 partite va in campo aperto e segna di destro il 3-1 finale. Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Per contrastare l'emergenza idrica la Regione ha assegnato al comune di Misiliscemi nel Trapanese 2 finanziamenti, 1.135.000 euro per gli interventi di recupero e ristrutturazione del serbatoio di Marracco, un'infrastruttura strategica per il miglioramento della distribuzione idrica sul territorio comunale, poi 119.000 euro per il partitore di Marracco per sostituire l'attuale pompa. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata e una buona domenica.